Dal Nino Lobue di San Giovanni Gemini, buon pomeriggio da Giulio Tasca e benvenuto a Gemini Sport Palermo. Una partita delle risposte, si può dire, per il Gemini Calcio dopo le vittorie in Coppa Italia contro Estrela di Falco e il passaggio del turno agli ottavi di finale. Fronte a uno Sport Palermo in ottima forma, piena di nuovi volti su tutti, il numero 10 ex Camarat Davide Cariotto. Allora diamo la lettura delle formazioni. Per i Gemini in porta Demiere, in difesa Mangiapane, Seiter, Colli, Antona, centrocampo Miceli, Muratore e Veca, in attacco Licata, Marrone e Mormino. Per lo Sport Palermo, tra i quali Condicelli, difesa Saluto, Di Giovanni, Firetta e Monporta, centrocampo Crimi, Viola, Emina, in attacco Lapi, Fabrizio Mondi e appunto Davide Cariotto. Poco fa c'è stato un bellissimo messaggio lanciato da un'iniziativa del Gemini Calcio contro la violenza sulle donne, a cui ci uniamo fortemente. Come potete vedere adesso, le foto sono state consegnate a tutte le tifose del Gemini, anche a qualcuno ospite, una rosa in segno di questa bellissima giornata e di questa gran bella iniziativa. Gemini che cerca risposte dunque in vista dello scontro diretto di domenica 7 dicembre ad Aragona, dove affronterà la formazione di mister Carmelo Giordano, oggi impegnata in casa contro il Marineo. Potete sentire l'entusiasmo dei tifosi. Si aspetta solamente il fischio del direttore di gara Carcui, coadiuvato da Pagliarello ed Alberti, tutti e tre della sezione di Marsala. Ricordiamo anche che nel Gemini torna tra i convocati Giorgio Stassi, che ha subito un infortunio nella gara infrasettimanale di una settimana fa contro il Camporeale. Tutto pronto, si aspetta solamente il fischio del direttore di gara che arriva. In questo istante è iniziata Gemini contro Sport Palermo. Subito lo Sport con Saluto, attaccato da Mormino, il lancio di Saluto a cercare Davide Cariotto, ex Camarat, scorso anno per lui 5 gol. Non è riuscito a segnare però nella doppia sfida nel derby dei Monti Sicani. Colli recupera palla a centrocampo, serve Mormino, prova ad allargare su Marrone, chiude la difesa. Poi si ripartirà da dietro. Antona alza un campanile. Colli, poi attenzione al numero di Monti
questo campanile che si alza con saluto. Poi la conclusione di Davide Carioto, pallone che si spegne alto sopra la trasversale. Carioto che cercava una deviazione, poi alcune proteste da parte di Lapi che reclamava un fallo di Colley nei suoi confronti. Eccolo il numero 3 del Gemini che recupera palla, poi Carioto prova a mettere un pallone in mezzo allontanato da Antona. Colli salta più in alto di tutti, poi questo lancio pseudo conclusione da parte di Monforte, presa facile per Demiere. Pallone che esce, si ripartirà dalla rimessa laterale in favore del Gemini, anzi dello Sport Palermo, perdonate. Colli penna questo pallone, altra rimessa laterale per lo Sport Palermo. Beca recupera palla, provato a far partire Marrone, l'arbitro indica la rimessa laterale perché il pallone è uscito. Battuta la rimessa, Beca cercare Mormino che ha provato nuovamente a servire Beca, pallone che si spegne nuovamente in rimessa laterale, battuta immediatamente da Seiter, il lancio a cercare Licata, interviene la difesa dello Sport Palermo che spazza, poi altra rimessa laterale sempre in favore dello Sport Palermo. Siamo al terzo minuto, sempre 0-0 tra le due squadre, poche emozioni fino a questo momento. Colli, poi attenzione al rinvio a cercare Fabrizio Monti. Carioto prova a stoppare questo pallone attaccato da Muratore che recupera palla e allora si riparte nuovamente dalla difesa del Gemini. Pallone recuperato questa volta da Saluto, poi sempre il passaggio a cercare Davide Carioto, praticamente chiuso da tutta la difesa del Gemini. C'è dunque un'altra rimessa laterale in favore dello Sport Palermo. La battuta c'è Saluto, pallone a cercare Monti, riesce ad agganciare, poi attaccato da Muratore che riconquista palla e guadagna un calcio di punizione. Licata, Demiere, l'altro lato verso Seiter che viene chiuso in rimessa laterale, anzi no, sul fondo è stato chiuso dall'intervento di Mina. Antona, Licata, passaggio a cercare Mormino che riesce a stoppare palla forse con un braccio, poi il recupero da parte di Muratore viene messo giù in maniera irregolare da Di Giovanni. Seiter allarga su Colli attaccato da Minà, riesce a servire Beca, col tacco Beca nuovamente da Colli, torna da Seiter Colli e lancia a cercare Mormino, ovviamente si sente l'assenza di chi fa salire la squadra, ovvero Giorgio Stassi, mentre c'era Monti che ha provato ad imbucarsi nella difesa delle Gemini.
Crimi, attaccato da due giocatori del Gemini, Antonari riconquista palla e prova a lanciare Mormino, viene chiuso dalla difesa. Di Giovanni, lancio a cercare Mina, chiuso in rimessa laterale da Veca. Ora è pronta la battuta della rimessa a Mina. Nonostante la pioggia, un campo che comunque ha tenuto, pioggia ingessante degli ultimi giorni, il campo ha tenuto bene ed è in perfette condizioni. Quindi che peraltro entro la fine della stagione comincerà i lavori per la sua nuova casa. Ci sarà dunque la ristrutturazione dell'Emino Lobue. Intanto questo lancio a cercare Mormino viene chiuso con esperienza da Cristian Di Giovanni. Altra rimessa per lo Sport Palermo. Stavolta la battuta c'è Monforte. Pallone recuperato da Veca. Colli scambia con Marrone. Alla fine il pallone viene recuperato dallo Sport Palermo e poi c'è l'intervento di Mangiapane direttamente in tribuna. Colli, altro fallo laterale per lo Sport Palermo. Le squadre che si stanno studiando, lo Sport Palermo che ricordiamo è in settima posizione, ma squadra di mister Reprimaudo che sta facendo un ottimo campionato, si difende bene. Poi comunque lì davanti a giocatori di esperienza, adesso il neoarrivato Cariotto si è aggregato a Fabrizio Monti, giocatori che hanno calcato i cambi d'eccellenza. Intanto questo lancio in avanti a cercare Mormino viene chiuso da Di Giovanni, poi il recupero palla di Muratore. Muratore riesce a passare in mezzo a due, poi viene messo giù, calcio di punizione per il Gemini da una posizione insidiosa per la porta di Ponticelli. Da lì potrebbero partire mille soluzioni. Perché comunque il Gemini ha molti saltatori, c'è Colley in questo momento sembra voler andare alla battuta del calcio di punizione, c'è comunque Mangiapane che ricordiamo in Coppa Italia ha castigato il Sera di Falco con 2 gol. Difensore dal vizio del gol Nicola Mangiapane, in 10 partite già 4 reti per lui, così come Colley che in questo momento sembra e sarà proprio lui ad andare alla battuta del calcio di punizione. Ovviamente c'è un trenino dove ci sono Di Giovanni, Mangiapane. Di Giovanni segue Seiter, anche il difensore argentino protagonista sui calci piazzati. Il cross, la deviazione di Seiter, pallone allontanato dalla difesa, poi prova Monti a ripartire in contropiede, allora Veca, ultimo uomo, poi il recupero palla da parte dello Sport Palermo con Monti che ha un po' di difficoltà nel controllare il pallone. Allora rimessa laterale per i Gemini. Tutta la rimessa, Marrone, difficoltà nel controllare palla, poi Di Giovanni recupera, occhio al
contropiede dello Sport Palermo, questo numero da parte di Viola ai danni di Vega, poi l'arbitro fischia un calcio di punizione in favore dello Sport Palermo. Monti si abbassa verso la linea del corner, viene chiuso dalla difesa, si ripartirà da un'altra rimessa laterale, questa volta in favore del Gemini. Mormino, poi Veca lotta in mezzo a due, alla fine l'arbitro fischia un'irregolarità proprio ai danni del numero 7 del Gemini. Seiter, Muratore, Miceli, Mangiapane, Filtranda a cercare Veca, viene chiuso dal numero 7 Mina, poi Monti prova a ripartire, chiuso a sua volta dalla difesa del Gemini. Miceli lancia a cercare Marrone, altra chiusura di Di Giovanni, poi Licata torna indietro da Miceli, pallone a cercare Mormino con un po' di difficoltà, il numero 17 poi non riesce a controllare, perde palla, occhio a questo lancio a cercare Monti, sempre in chiusura Miceli, poi il recupero da parte di Lapi, ancora Monti, occhio che in zona tiro il Filtrante a cercare Minà, allontanato dalla difesa, Muratore, Miceli allarga su Lautaro Seiter, il lancio a cercare Miceli, c'è lì vicino Muratore, Miceli preferisce andare da solo, anzi è Licata che serve adesso Miceli, allarga su Mormino, anzi Muratore, poi pallone che finisce sui piedi di Licata, Muratore può andare al cross, viene chiuso da Firetto, sarà rimessa laterale in favore delle Gemini in zona offensiva. Muratore, Licata torna indietro da Seiter, filtrando a cercare Colli che allarga su Veca, occhio all'offensiva del Gemini con Veca, entra in area di rigore, il cross poi rischia l'autorete di Giovanni, sarà dunque corner in favore del Gemini. Non vedete dall'inquadratura, ma c'è Demier che praticamente si allontana dalla sua porta e finisce a centrocampo. Tanto il solito trenino in area di rigore, si sgancia Mangiapane, il cross arriva, allontana la difesa, poi occhio a Mormino che prova ad andare alla conclusione, che colpisce in pieno il numero 16 credo, e colpisce in pieno credo Monforte. Gioco fermo dunque, c'è un uomo a terra dello Sport Palermo. E dunque viene chiamato in questo momento lo staff sanitario dello Sport Palermo. Sì, è rimasto a terra Firetto, il difensore centrale.
Si tocca la spalla Firetto, si rialza in questo momento. Allora gioco che riprenderà dal rinvio di Condicelli. Va al rinvio Condicelli, cercare subito Monti. Pallone recuperato da Seiter, allora si ripartirà da Antona. Serve Licata, poi Micelli. Questo lancio a cercare Veca, attenzione al pallone che passa, Condicelli costretto all'intervento difficile in uscita. Saluto. Direttamente sul pezzo di Mangiapane, prova a far ripartire l'azione. Mormino, Licata, avanza ancora il numero 21 in mezzo a due, riesce a passare, serve Mormino, occhio che in mezzo c'è Colli, poi Muratore! Il vantaggio il gol di Muratore, un'azione bellissima del Gemini. Mentre riparte il gioco, il gol del vantaggio di Muratore, un'azione perfetta del Gemini di mister Pieralberto Ancona. Il cross preciso a rimorchio per Muratore, la grande rete del numero 10 del Gemini che sarà quota 3 in campionato. Veca, il lancia a cercare Mirko Marrone, a rimorchio c'è Mormino, lontana la difesa, poi occhio al contropiede dello Sport Palermo con Monti, chiuso da Licata, il pallone è uscito, si ripartirà da una rimessa laterale vicino le panchine. Mangiapane, recupero palla dello Sport Palermo con Carioto che avanza palla al piede, poi un tocco abbastanza evidente di Mangiapane ai danni del numero 10 Davide Carioto. Poi si stingono la mano i due calciatori, il capitano del Gemini e il numero 10 dello Sport Palermo, che intanto al cross a cercare Minà, pallone allontanato dalla difesa. Intanto a questo cross in mezzo vogliono un tocco con il braccio i calciatori dello Sport Palermo, altro cross allontanato dalla difesa e allora può partire il contropiede del Gemini con Licata che prova a servire Muratore, abbastanza difficile da controllare per il numero 10 del Gemini Calcio.
Monti, pallone a cercare Cariotto, allontana la difesa. Poi Di Giovanni in acrobazia allontana, ancora Monti. Scambia con Crimi, di nuovo Monti, attenzione che in zona tiro, il filtrante a cercare nuovamente il compagno di squadra. Si ripartirà dunque dal fondo con Mirko Demiere. Antona, non a cercare Marrone, interviene Mormino, poi Di Giovanni a rimettere un po' d'ordine, alla fine Marrone commettendo fallo. Calcio di punizione per lo Sport Palermo sulla metà campo. Sul pallone c'è Monforte, c'è anche Lapi. Il cross al centro a cercare Cariotto, poi c'è uno scontro tra Demiere e Monforte, quest'ultimo a commettere fallo. Ex Leonfortese, Monforte. Ha giocato in Serie D tra il 2013 e il 2016. Difensore d'esperienza. Mentre c'è mister Pier Alberto Ancona che invita a mantenere la calma. Crimi. Sforbiciata a cercare Monti che a sua volta fa la stessa cosa provando a cercare qualcuno, trova solamente Mirko Demiere, peraltro ex compagni di squadra, il bomber dello Sport Palermo e il portiere del Gemini Calcio. Hanno giocato insieme ad Aspra. Seiter, Antona in avanti a cercare Mormino, interviene Muratore, poi Licata dimentica il pallone, riesce a servire Muratore, poi uno scontro pericolosissimo, il fallo commesso da Crimi che viene ammonito dal direttore di gara. Primo ammonito della gara dunque il centrocampista dello Sport Palermo, mentre c'è il direttore di gara che invita gli ospiti a mantenere la calma. E stessa cosa per la formazione in panchina di mister Pier Alberto Ancona. Andiamo sul punto di battuta dove c'è Licata tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Altro trenino in area di rigore con Colli che si distanzia da tutti praticamente. Licata ha cercato proprio il numero 3 del Gemini Calcio, mentre evita il contropiede Muratore. Demiere lancia a cercare Marrone, posizione regolare, anzi no, fuori gioco di Mirko Marrone di rientro. Calcio di punizione per lo Sport Palermo. Discutono un po' i due calciatori, Marrone e Monforte. L'arbitro invita a mantenere la calma mentre c'è un fallo ai danni di Antona, calcio di punizione per il Gemini.
Mangiapane batte molto in fretta l'arbitro, invita a ripetere 6-ter. Nuovo Mangiapane 6-ter. Antona il lancio a cercare Licata, c'è lì vicino Muratore. Licata prova il numero, ci riesce in qualche modo a servire Muratore, poi con il tacco non riesce a servire nuovamente Licata. Occhio al contropiede dello Sport Palermo con Carioto che prova a servire Monti. Seiter in un intervento abbastanza bizzarro mette in corner, calcio d'angolo per lo Sport Palermo. Pronto la battuta del corner, capitano Lapi, il cross arretrato a cercare Monti che riesce a colpire di testa ma svirgola il pallone che termina addirittura in rimessa laterale. Riparte immediatamente il Gemini con Mormino e poi si dimentica il pallone, viene recuperato facilmente dalla difesa dello Sport Palermo. Saluto temporeggia sul filo della linea laterale, poi Di Giovanni riesce a servire Carioto che prova ad allargare su Viola, reclama un calcio di punizione qui i calciatori dello Sport Palermo e giustamente Beca mette il pallone in out. Gioco fermo quando siamo al 28esimo minuto del primo tempo. Ricordiamo il gol del vantaggio del Gemini all'11esimo minuto con Muratore, è rimasto a terra poc'anzi Viola per un colpo al volto subito credo da Colli. Si riparte da Antona. Miceli lancia in avanti a cercare Mormino, lontana la difesa dello Sport Palermo, poi Carioto lancia in avanti a cercare Monti, poi gioco abbastanza pericoloso da parte credo sia di Monti. Arbitro ha fermato il gioco, no, c'è stata la posizione irregolare di Monti, dunque il calcio di punizione già battuto dal Gemini. Mangiapane riesce a servire Miceli che a sua volta serve Licata, il pallone viene recuperato dalla difesa. Mangiapane lontana poi Crimi, Seiter, Veca si accentra Veca, viene atterrato in maniera evidente da Mina, calcio di punizione per il Gemini. Colli, il cross al centro a cercare Mormino, uscita e impresa sicura Conticelli, il rinvio lungo a cercare Monti e non riesce ad arrivare sul pallone. Si ripartirà da Demiere. Seiter, Colli, in mezzo a due Colli con un po' di difficoltà riesce comunque a servire Seiter.
poi nuovamente Colli, alla fine di nuovo Seiter, il lancio a cercare Mormino, chiude bene Di Giovanni, Monforte, Mina, contrastato da Peca, alla fine sarà una rimessa laterale in favore dello Sport Palermo. La battuta c'è Monforte, serve Mondi, poi Mina, nuovo Mondi che lotta con Mangiapane, alla fine ci sarà un'altra rimessa, zona corner per lo Sport Palermo. Pallone al centro a cercare Mina, allontana Peca, altra rimessa laterale già battuta, si è battuta in questo momento, pallone finisce tra i piedi di Colli che spazza a cercare Marrone, alla fine il pallone finisce tra i piedi di Conticelli che va al rinvio in questo momento a cercare Monti, poi occhio al pallone che si impenna, deve intervenire Mangiapane, poi questa conclusione è una telefonata nei confronti di Mirko De Miere che riparte immediatamente da Seiter. Colli, Seiter, Di Giovanni anticipa Mormino, pallone finisce però tra i piedi di Muratore, adesso contropiede del Gemini, occhio a Miceli, poi Licata, cross, dato al cross Licata in mezzo non c'era nessuno, Condicelli fa su il pallone, siamo ormai alla mezz'ora di gioco, sembra 1-0 il parziale tra le due squadre, in gol è andato circa 20 minuti fa Muratore con un bellissimo destro angolato dove non ha potuto nulla Conticelli. Licata allunga la falcata, Licata può andare al cross, salta l'uomo addirittura Licata, occhio che il pallone rimane lì, alla fine in un qualche modo riesce a spazzare la difesa dello Sport Palermo. Miceli, Mangiapane, il cross potente di Mangiapane ribattuto dalla difesa dello Sport Palermo, sarà dunque corner per la squadra di casa, mentre come la situazione di poco fa c'è sempre De Miere praticamente a centrocampo, lontanissimo dalla sua porta, comunque rimane a terra il portiere dello Sport Palermo Conticelli. Vediamo dunque se ci sarà bisogno dell'intervento dello staff sanitario per precauzione. Si sta già scaldando il secondo di Conticelli, riesce ad alzarsi il portiere dello Sport Palermo. Allora tutto pronto per la battuta di questo corner. Il cross di Mormino, il pallone però era già uscito. Ripartirà dalla rimessa dal fondo a favore dello Sport Palermo. Il cross era andato Licata e non Mormino. Rinvio di Conticelli, pallone a cercare Monti che allarga il braccio nei confronti di Andona,
Si rialza Andona, arbitro Ciarpui non ha estratto il giallo, ha graziato Monti. Ora si ripartirà da questo pallone per Mirko Marrone, poi Veca può andare al cross deviato dalla difesa, alla fine allontana con l'Api, poi occhio il disimpegno, riesce a servire Monti, poi Andona ci mette il piede, allontana, e qui errore da parte di Saluto che concede una rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Viceli, c'è Mangiapane, preferisce andare da Andona. Seiter torna indietro da Demiere, il rinvio a cercare Mormino, deviazione che favorisce comunque i Gemini di Colley, che in questo momento fa partire l'azione. Serve Veca, poi una carambola, il pallone che finisce sui piedi di Marrone, che può andare al tiro. Illusione centrale facile per Conticelli, che va al rinvio. Viceli dietro da Demiere, Seiter, Colli, Veca, Lautaro Seiter direttamente in tribuna, rischiando di colpire qualche tifoso di casa. Già battuta la rimessa, pallone che finisce dall'altro lato, allora Marrone, vicino c'è Colli, Marrone preferisce giocare difficile provando a servire Veca. Sarà un'altra rimessa laterale in favore del Gemini. Seiter, Veca riesce a servire Marrone, poi Mormino, Di Giovanni, strapotenza fisica da parte del numero 5 dello Sport Palermo, poi lancia a cercare Monti, uscita pericolosissima da parte di Demiere, rimane a terra il numero 1 del Gemini nello scontro con Monti. È rimasto a terra Mirko Demiere, dietro ferma il gioco, scontro abbastanza pericoloso, sì, molto pericoloso tra i due ex compagni di squadra Monti e Demiere. Demiere è praticamente uscito a palanca ad evitare il peggio, alla fine il peggio l'ha subito egli stesso. Siamo giunti ormai al 40° minuto del primo tempo. Sempre Demiere a terra mentre si alza dalla panchina
allarghiamo l'inquadratura. Il secondo portiere del Gemini, Caldara, sta intensificando il riscaldamento. È una brutta cosa in vista della partita che ci sarà tra 2 settimane tra Aragona e Gemini, squadra di mister Pierroberto Angona che già sta facendo i conti con l'assenza pesantissima di Giorgio Stassi. Se si aggiungerebbe quella di Demiere diventerebbe una brutta cosa. Portiere Pararigori, lo scorso anno, ricordiamo, l'unico portiere di promozione che di eccellenza siciliana, se non di Serie D addirittura, del calcio dilettantistico siciliano, insomma, capace di parare più di 6 rigori in una stagione. Molto dolorante, Mirko Demiere. Non riesce ad appoggiare il piede a terra. Anche se si rimette i guantoni Demiere, sembra di dare segnali positivi, mentre continua a riscaldarsi comunque Caldara. Demiere riceve addirittura un bacio da Colli, riesce a tornare a difendere i pali. Ancora un po' di difficoltà nell'appoggiare la gamba destra. Allora dunque si riprenderà. Demiere torna tra i pali. Si ripartirà da un calcio di punizione per il Gemini. Il lancio di Seiter a cercare Mormino. L'Apa, poi questo campanile alzato da Minà. Mormino riesce ad anticipare Cariotto che poi gli recupera palla. Colli a rimettere ordine e a lanciare Marrone, il lancio direttamente tra i piedi di Giovanni. Saluto. Crimi lancia a cercare Minà. Minà che allunga la falcata davanti a sé Seiter, che è abbastanza forte fisicamente. Il cross di Minà al centro, riesce ad allontanare Mangiapane. In rimessa laterale quando siamo giunti al 45esimo minuto e l'arbitro ha fatto il segno di 3 minuti di recupero. Giustamente per il tempo perso in alcune situazioni dove entrambi i portieri sono rimasti a terra, prima Conticelli e poi poc'anzi Demiere, mentre si ripartirà da un corner in favore dello Sport Palermo. La battuta c'è Minà, anzi c'è Capitan Lapa alla battuta, Capitan Lapi. Il cross al centro, Mangiapane interviene e poi
subisce un colpo alla testa, gioco che si ferma nuovamente, rimasto a terra Capitan Mangiapane, si rialza in questo momento aiutato dall'avversario Di Giovanni. Antona batte il calcio di punizione, salta di testa Di Giovanni, poi pallone che finisce tra i piedi di Colli. Veca, nuovamente Colli, Seiter, Simone Veca col tacco non riesce a servire Colli, c'era riuscito parzialmente, poi altro pallone recuperato da Veca, occhio a Mornino che può far partire l'azione. Marrone, serve Muratore, un controllo difficile da parte di Muratore, poi trattenuta evidente da parte del numero 10 del Gemini che viene ammonito. Aveva trattenuto Lapi, viene ammonito dunque Muratore, secondo ammonito della gara dopo Crimi dello Sport Palermo. Mentre l'arbitro fischia 2 volte, finisce il primo tempo tra Gemini e Sport Palermo sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. In gol è andato al 10° minuto Muratore. Noi ci fermiamo per un break, ci vediamo per il secondo tempo, andando tra le proteste tra Gemini e Sport Palermo. Arriva da Girgenti, si appoggia da Ordonez, ancora Girgenti, accelera, entra nel rigore sinistro e questa è la prima conclusione in porta della partita al minuto 5. E allora ancora a sgasare Girgenti, sempre il numero 10 che sembra in gran forma, Ordonez, ancora lui in area di rigore come prima Girgenti, stavolta però rientra sul destro, deviazione ma c'è stato un fischio, vediamo chi va. Girgenti carica a destro, punizione a mezza altezza bruttissima, barriera piena, poi Gio scarica il mancino, troppo centrale per Zummo di far la sponda. Qui non c'è fallo su Caracappola, Pellegrino prende la mira, calcia però male. Africano mette dentro il pallone, lo Bosco con la testa, aveva svettato. Ancora e sempre a cercare Petrullo che però non gestisce bene. Allora Iezzi accelera, passa area di rigore, mette dentro, è miracolo, questo è un miracolo da parte di Cannizzaro su Fontana. Centrocampo il 90-0-11, allora Girgenti prova a sgasare contro Cirafici, lato corte del rigore, rientra sul destro, adesso ci entra sì nel rigore, aiuta Africano, poi sinistro di Giglio che va però ad uscire. Abate che va a lungo a cercare il taglio di Giglio, non arriva a destinazione il pallone e allora gestire Ordonez, poi Giglio rientra sul sinistro, Zummo risponde bene, verticale il pallone ma regalato a Pucci, gioca Mendola da Lo Bosco, lancio lungo buono per Iezzi, area di rigore, esce ancora Cannizzaro a chiudergli lo specchio, ad accelerare Giglio, 1 contro 1 con Basile, rientra sul suo sinistro il numero 11 a giro e il pallone
che sfiora il palo alla destra di Zoom e va sul fondo. Puleo in anticipo e Iezzi allora ha tanto spazio per offendere. Accelera il numero 10. Lobosco prova a smarcarsi il pallone, però arriva da Serio! E l'ha messa dentro il numero 11 al primo pallone toccato della sua partita. La mette dentro Jack Serio che punisce, l'avevamo detto. Passo, ancora Africano, male da Pucci, Ballarino se la va a riprendere, tanto spazio per servire Girgenti, occhio perché Girgenti in area di rigore col destro. Non becca lo specchio della porta però il numero 10. Gli attaccanti del Bagheria. E ancora Iezzi a sgasare in questo secondo tempo, fa man bassa Lobosco! Si riparte dal cooling break e fa 2-0 il 90-0-11. Altro assist di Iezzi che l'ho detto, l'abbiamo detto, quando si accende fa malissimo, si è acceso 2 volte in questa seconda frazione di gioco. È entrato con un'alta grinta, con un'alta testa qui Serio, ha messo a terra un pallone folle, mette dentro da Lobosco, si è inserito Mendola! Nello spazio Serio si inventa e mette giù una palla fuori di testa. Mendola si inserisce alla grandissima alle spalle di Lobosco. 3-0 del Bagheria 90-0-11. Africano, il pallone in gioco, mette dentro col sinistro per il colpo di testa di Mendola che fa doppietta e fa 4-0. Africano bene sul fondo col sinistro dentro e Mendola ancora con l'inserimento da dietro in area di rigore, stavolta con la testa. Mister Giuseppe Guida, al termine del ritorno ai 16esimi di Coppa Italia, al termine della sconfitta dei suoi ragazzi ai Daniel Partini Codaci, una partita molto combattuta e giocata alla pari a piene armi nel primo tempo, poi forse un calo nel secondo tempo. Insomma, l'impressione di questa squadra è che ancora una volta è una formazione che non ha mollato di un centimetro, però la partita se l'è portata a casa i Partini Codaci. È come quando fai il tiro delle coperte, la tiri da un lato, la scopri dall'altro. All'andata avevamo deciso di avere un approccio più attendista, li aspettavamo e provavamo a ripartire. Oggi, visto che avevamo una settimana in più sulle gambe, abbiamo provato a prenderli più alti e il primo tempo abbiamo avuto ragione perché abbiamo sicuramente fatto un grandissimo primo tempo di ottimo lavoro che abbiamo fatto. Poi purtroppo il secondo tempo abbiamo preso, nel momento secondo me migliore nostro, in cui abbiamo approcciato bene anche il secondo tempo, abbiamo preso un gol su tanti errori fatti a partire dalla catena di sinistra e sulla lettura in mezzo. Lì ci siamo fatti infilare, sono stati bravissimi loro e cinici a fare gol, e sul 2-1 devo dire che la squadra un attimino ha un po' mollato. Poi il terzo gol, il rigore, è stato un regalo da parte dei nostri difensori, una palla in uscita data a loro. Fa parte del calcio. Noi all'andata l'abbiamo preparato in un modo e avevamo avuto ragione, questa volta abbiamo provato a prenderli più alti per cercare di togliergli le giocate, tant'è vero che l'unica palla che avevamo concesso fino ai 60 minuti era la palla lunga del portiere loro, quindi eravamo bravi nelle letture sulle seconde palle. Poi ripeto, appena abbiamo avuto un piccolo calo fisico è venuta fuori sicuramente la loro intraprendenza, la loro gamba, la loro esperienza e hanno vinto meritatamente la partita. Domenica comincia il vostro campionato, comincia il campionato di eccellenza qui contro il Cuspermo, che è un'altra squadra che ritorna in questo campionato e sicuramente venderà Carapelle. Insomma, adesso avete la piena preparazione, insomma, che campionato si aspetta dai suoi? Ma noi troveremo la piena preparazione nel mese di ottobre, non prima, per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo sulle gambe. Dobbiamo essere bravi a giocare le partite senza andare mai in extra time, perché altrimenti rischiamo di avere lo stesso crollo che abbiamo avuto oggi, che la squadra sta lavorando molto e sulle gambe e non riesce ad avere un ritmo costante per 90 minuti, quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare la partita in maniera corretta, leggere bene le varie situazioni ed essere più cinici sotto porta, perché il primo tempo, se avessimo avuto un po' più di fame, avremmo sicuramente realizzato qualche gol in più. Ripeto, rispetto all'andata, dove loro ci hanno chiuso nella nostra metà campo per 15 minuti e ci hanno veramente fatto male, creando palle su palle. Oggi è stata una partita molto equilibrata e paradossalmente il 3-1 è molto bugiardo, perché ripeto, non credo che oggi
per quello che si è visto in campo il 3-1 era corretto, però quando l'avversario vince si fanno sempre complimenti e si va avanti. Per il campionato per noi è un sogno che si è realizzato, portare una piazza come Montelepre per la prima volta in eccellenza, l'affronteremo con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto, con la consapevolezza che le partite in eccellenza sono tutte difficili e al primo errore la paghi, quindi dobbiamo essere molto più attenti, molto più cinici e soprattutto ancora più squadra di quanto non siamo stati oggi. Il mister pensa bene, il Partinico-Luce va avanti e arriva agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza perché completa l'opera dopo la vittoria all'andata in casa vostra al Fazzi di Terrasini in un campo ostico contro una squadra che anche all'andata dimostrò di non mollare di un centimetro come il Montelepre. Quindi è andata avanti, mister, una grande prova dei suoi ragazzi. Che partita è stata? Ma sono state entrambe due buone partite, giocate da due squadre orgogliose, col desiderio di passare il turno. Abbiamo avuto noi qualche vantaggio rispetto a loro. Penso che entrambi cercavamo più indicazione sotto l'aspetto del campionato per capire a che punto eravamo, sia guida che colleghe, sia normale che magari siamo stati premiati di più, però sono state due belle partite, due belle gare giocate con un buon calcio da entrambi. Abbiamo avuto dei vantaggi, che abbiamo fatto qualche gol in più, ma anche se non lo fosse stato nessun problema. Siete una squadra completamente nuova a partire da lei, che è la prima esperienza qui, ci sono stati tanti grandi acquisti. Come si prepara il Partinico Daci al campionato di eccellenza che comincerà domenica? Perché è comunque un campionato sempre difficile, anche se avete dimostrato di essere una squadra abbastanza pronta per questo campionato. Noi siamo una squadra tutta rinnovata, tutta nuova, non era facile assemblarla, però abbiamo avuto la fortuna, la grande collaborazione di giocatori intelligenti, giocatori di categoria che si sono calati nella nostra realtà. Il campionato, come ne sappiamo, è sempre un campionato difficile, non ci sono squadre cuscinetti, non ci sono squadre, sono tutte squadre vogliose che se la giocheranno tutte. Domenica c'è la prima in un campo difficile, ostico come il Misilmeiro, andremo a giocarci le nostre partite. I nostri obiettivi siamo quelli di fare un buon campionato, non abbiamo altre pretese e quindi speriamo di centrare questo obiettivo. Consideriamo che tutto è importante anche questa Coppa Italia, ci tenevamo a fare bella figura, oggi in parte l'abbiamo affrontata bene, davanti abbiamo avuto una signora squadra che sicuramente, come ho detto la settimana scorsa, dirà la sua nel campionato di eccellenza quest'anno e poi quando a questa grande squadra gli regali pure le occasioni di farti male, il gioco è fatto, perché noi tutto sommato fino al primo tempo abbiamo giocato oltre che alla pari, forse meritavamo anche qualcosa in più. Ci hanno punito con la prima conclusione in porta con un regalo nostro. Secondo tempo, quando noi volevamo impostare il secondo tempo in una certa maniera per cercare appunto di vincere e passare il turno, abbiamo fatto un ulteriore regalo a questa squadra che, ripeto, non puoi regalare nulla, perché appena gli regali qualcosa quelli ti castigano, e quindi è stato il secondo e il terzo e poi dico, meritatamente il Partinico ha vinto la partita e quindi va bene.
Eccoci tornati per il secondo tempo tra Gemini Calcio e Sport Palermo, iniziato proprio adesso con subito il pallone recuperato da Marrone. Il cross al centro, due tempi para Condicelli. Allora Saluto. Lancia a cercare Cariotto, chiude Mangiapane. L'arbitro ferma il gioco per un'irregolarità. Miceli, Licata, Muratore, pallone a cercare il numero 17 Mormino, lontana la difesa dello Sport Palermo. Mangiapane, torna indietro da Antona, il lancia a cercare Licata, lontana la difesa, rischiando di colpire qualcuno in tribuna. Si ripartirà dalla rimessa laterale in favore del Gemini. Mangiapane, pallone in avanti, poi a cercare Marrone, in un qualche modo recupera palla la difesa dello Sport Palermo, poi rischia Crimi sull'attacco di Colli che gli ruba via il pallone, riesce a servire Muratore. Occhio a Muratore in area, non arriva per pochissimo Veca su quello che sarebbe stato il raddoppio per il Gemini. Si ripartirà solamente dal fondo. Allora Conticelli pronta la battuta. Il rinvio di Conticelli, pallone a cercare Mangiapane, poi una serie di colpi di testa, prima proprio il numero 2 capitano del Gemini, poi Colli, alla fine il pallone recuperato da Mina, lancia in avanti a cercare Viola, copre bene Veca e guadagna un'ottima rimessa laterale.
battuta la rimessa, poi pallone riconquistato dallo Sport Palermo con Lapi, riesce a servire Viola, occhio che può andare al cross a cercare Carioto, in anticipo Seiter e poi Demier in due tempi. Miceli, Licata, filtrante a cercare Mormino, si avvicina anche Marrone, copre bene Monforte, Marrone riesce a passare, poi l'ultimo tocco è stato proprio di Monforte, calcio d'angolo per il Gemini. La battuta del corner non è visibile dalla nostra postazione, ma credo ci sia Muratore, il cross in area, anzi era Antona al cross, lontana comunque la difesa dello Sport Palermo, poi spazza Veca a cercare qualcuno da davanti. Allora si ricompone la difesa sia dello Sport che del Gemini Calcio. Monforte in anticipo su Marrone, Marrone reclama gioco pericoloso nei suoi confronti e poi spinta netta sempre di Monforte ai danni di Marrone, calcio di punizione per il Gemini, battuta immediatamente da Muratore. Licata torna indietro da Miceli, di nuovo Licata, chiama palla Marrone, chiama palla anche Mangiapane. Licata torna indietro da Miceli che a sua volta si affida a Antona, lancia a cercare Marrone, chiuso da Monforte, poi Mangiapane, Muratore, Colli, chiama palla Muratore, Colli lo serve, poi col tacco nuovamente verso Muratore, il tacco era stato, scusate, di Muratore proprio a cercare Colli. Si capiscono molto bene i due giocatori del Gemini, hanno provato già questa azione molte volte nel corso del primo tempo. Attenzione, il pallone in avanti a cercare Marrone, lontana la difesa. Lapi riesce a saltare Muratore che poi riconquista palla. Licata, i giocatori dello Sport Palermo chiamavano un tocco con il braccio da parte di Muratore, l'arbitro ha proprio detto senza esitazione all'Api gioca. Allora occhio, una goffa caduta da parte del direttore di gara, era scivolata a terra anche Davide Carioto, aveva subito un fallo da parte di Mangiapane, l'arbitro è scivolato a terra, mentre c'è un cambio nelle file dello Sport Palermo. Dentro in maglia numero 14 Cristiano Uzzo e fuori in maglia numero 8 Pietro Viola, entrambi juniores per la formazione di Mister Grimaudo. Pronta la battuta del calcio di punizione Lapi, il cross a cercare Di Giovanni che stacca più in alto di tutti, cercato una deviazione, invece lui l'ultimo a toccare il pallone. Si ripartirà dal rinvio dal fondo per il Gemini affidato a Mirko Demiere. Un po' di incomprensione tra l'assistente del direttore di gara Pagliarello
e Demiere riprende il gioco, Mangiapane, occhio attaccato da Monti, Seiter, allora a cercare Licata con un po' di difficoltà riesce ad arrivare l'Under, poi perde il pallone, Crimi, zona tiro per lui, prova la conclusione, ci mette il piede, allontana Antona, Di Giovanni, poi Seiter riesce ad uscire palla al piede, prova a lanciare Marrone, pallone si spegne in rimessa laterale, allora si ripartirà da Conticelli, il rinvio del numero 1 dello Sport Palermo, poi il recupero palla da parte di Lapi, occhio che si inserisce in mezzo a due, Cariotto che prova direttamente la conclusione smorzata, fischiato dal pubblico di casa, l'ex giocatore del Camarat, e non solo, Raffadali per lui, Parnonval, San Cataldese, molte piazze tra DC ed eccellenza, tra di eccellenza e promozione. Poi intanto occhio al pallone di Colli, di Giovanni, ha in qualche modo impedito a Marrone di riuscire ad arrivare sul pallone. L'arbitro non ha decretato nulla, se non che si è andato a rassicurare delle condizioni di Marrone, ma ha lasciato proseguire il gioco. Qui una situazione un po' difficile da capire. Si ripartirà da Conticelli. Il rinvio del numero 1 dello Sport Palermo, cercare Cariotto, anticipato da Seiter, sì, rimessa laterale per lo Sport Palermo, a cercare sempre Cariotto, allontana Mangiapane, poi occhio al recupero palla da parte del Gemini con Muratore, il lancio a cercare Marrone, interviene la difesa dello Sport Palermo, poi il campanile che si alza, però in un qualche modo recuperare palla su Saluto Veca, alla fine alla meglio il difensore dello Sport Palermo, Colli riesce a colpire di testa, poi Veca non riesce a controllare il pallone, ma guadagna comunque una rimessa laterale per i suoi. Tra proprio il numero 7 alla battuta, Mangiapane alza il pallone, Mangiapane, poi occhio al recupero palla di Marrone, anzi di Muratore, che poi prova ad andare alla conclusione. Anche questa volta il direttore di gara lascia proseguire, mentre c'è il lancio di Di Giovanni a cercare Monti, allontana Antona, poi di nuovo Di Giovanni di testa, mentre rimane a terra Muratore, si rialza in questo momento. L'arbitro aveva fischiato nel frattempo un'altra irregolarità nei confronti di Giovanni. Uzzo, Cariotto, occhio al controllo palla di Minà, poi allontana la difesa del Gemini, che prova a ripartire con Marrone. Lapi, Monforte, Crimi, può andare alla conclusione, occhio al pallone che passa, c'era comunque fuori gioco da parte di Saluto, azione comunque molto pericolosa dello Sport Palermo quando siamo quasi al 60° minuto di gioco. Sembra 1-0 il parziale per le due squadre. In gol al primo tempo è andato Muratore. Mormino, Colli, può servire Licata, si avvicina Muratore, entra in area Muratore, serve Micheli, Gianluca Muratore, sempre il numero 10 del Gemini, attaccato
dalla difesa, riesce a mettere il cross, pallone che passa, sempre Colli su queste palle in area di rigore. È il quarto gol anzi il quinto gol per il centrocampista del Gemini. C'è il raddoppio della squadra allenata da mister Piero Alberto Ancona, segna il suo quinto gol stagionale Colli. Poi lo vanno tutti ad abbracciare. Riprende il gioco Di Giovanni. Occhio all'offensiva da parte dello Sport Palermo, forse c'è fuori gioco. Il cross di Saluto allontana la difesa in corner con Antona. Cross da parte di Saluto, poi occhio, di batti e ribatti, alla fine riesce ad allontanare la difesa, a guadagnare un calcio di punizione. Seiter lancia a cercare Mormino, riesce a stoppare palla, poi viene chiuso dall'attacco di Crimi. Che Saluto che prova ad entrare in area di rigore, riesce però a guadagnare un calcio d'angolo che va a battere immediatamente. Occhio al cross e al colpo di testa da parte di Carioto, ma è tutto da ripetere per lo Sport Palermo. Pronto la battuta del corner, Mina. C'è ancora il gioco fermo perché l'arbitro è andato ad ammonire un componente della panchina dello Sport Palermo. Riprende il gioco. Il cross al centro a cercare qualcuno, poi forse c'è un tocco con il braccio. L'arbitro lascia proseguire e concede una rimessa laterale e va a ammonire il capitano Lapi. Altro cross al centro, allontana la difesa del Gemini. Poi Marrone non riesce a controllare palla, alla fine si ripartirà da Ponticelli.
lancia a cercare Di Giovanni, che è praticamente rimasto in attacco, e commette fallo il numero 5 dello Sport Palermo, fallo ai danni di Miceli, calcio di punizione dunque per il Gemini. Cambio per i Gemini, fuori Mormino. E dentro maglia numero 83 Lio. Fuori Mormino e dentro dunque Lio per il Gemini. Viene subito cercato il numero 83 dei padroni di casa, Seiter. Lio scambia con Veca, forse subisce fallo, l'arbitro lascia proseguire anche in questa situazione. Antona poi riesce ad allontanare. Colli, attaccato da Lapi, questa volta fischia che la spinta è stata evidente nei confronti di Colli. Ancora un dialogo verso le due panchine, questa volta per i padroni di casa l'arbitro va a richiamare qualche membro dello staff della panchina del Gemini. Altro momento di gioco fermo, ne sono visti parecchi in questa partita. Riprende in questo istante con Veca che prova a servire Colli, riesce a deviare il lancio di saluto, poi Licata riconquista palla con un po' di fortuna, riesce a servire Veca, mangia pane, filtrante a cercare Colli, entra in area Colli, poi Veca, il cross al centro, allontana in qualche maniera la difesa dello Sport Palermo. Uzzo, saluto, di nuovo Uzzo a cercare Monti, poi un tocco con il braccio da parte di Veca, calcio di punizione per lo Sport Palermo, battuto immediatamente da Carioto. Da segnalare i tanti tifosi occorsi da Palermo. Battuto il calcio di punizione, occhio a Carioto che può andare alla conclusione, intervento rischioso da parte di Demiere. Poi Marrone viene steso da Firetto, battuto immediatamente il calcio di punizione da Muratore e l'arbitro invita a ripetere l'esecuzione. Azione di poc'anzi con Monforte che ha battuto il calcio di punizione subito a cercare Carioto, che ha impegnato Demiere. Miceli serve Lio, scambia con Licata, poi occhio a Colli che riesce
a mantenere il controllo del pallone grazie a un rimpallo. Serve Veca che prova ad inserirsi in area di rigore e l'arbitro ammonisce per simulazione il numero 7 del Gemini, Simone Veca. Va al rinvio Conticelli, stacca Cariotto, poi recupera palla Veca. Il lancio a cercare Marrone, chiude Monforte. L'ultimo tocco è stato poi di un giocatore dello Sport Palermo. Veca, Seiter, Mangiapane, serve Lio Mangiapane, poi Lio che viene atterrato, l'arbitro lasciato proseguire. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore dello Sport Palermo. Uzzo, cercare Cariotto, allontana la difesa del Gemini, poi Lio riesce a passare un parziale Lio, poi viene recuperato da Di Giovanni. Lapi, Cariotto di prima cercare Monti, chiude bene Seiter, prova a far ripartire l'azione insieme a Veca, di nuovo Seiter, triangolo con Lio, gioca bene il Gemini, cambio di gioco a cercare Licata, bella iniziativa da parte di Seiter, pessima l'esecuzione. Poi occhio a questo pallone che rischia di colpire qualcuno in tribuna. C'è stata la chiusura da parte della difesa, dunque una rimessa laterale in favore del Gemini. Muratore, altra rimessa laterale, questa volta per lo Sport Palermo. Miceli riconquista palla su Monti, forse lo colpisce anche al volto e Colli ferma il gioco, il direttore di gara. Qui anche grande segno di rispetto di Colli che mette fuori il pallone. Siamo al 70° minuto. (2-0) tra il parziale tra le due squadre. Il gol nel primo tempo di Muratore e poco fa è andato in gol Colli con un colpo di testa. Rimessa laterale per i Gemini, c'è Veca la battuta. Marrone, attaccato da Saluto, poi Veca in qualche modo passa il pallone, viene recuperato dallo Sport Palermo, poi interviene Muratore, ma interviene anche il direttore di gara per un calcio di punizione in favore dello Sport Palermo. Di Giovanni, pallone a cercare Monti, poi Cariotto ne approfitta dell'errore di Seiter, nuovamente Monti che va alla conclusione, altra grande parata di Demiere, poi subisce un colpo il portiere del Gemini Demiere. Sull'attacco di Crimi, anzi di Saluto, che era pronto ad andare in tap-in, intervenuto Demiere, rischiando di farsi male per la seconda volta nella sua partita di quest'oggi. Mentre c'è una girandola di cambi per il Gemini, pronto a fare il suo ingresso in campo Messineo, che si è già tolto la casacca.
E vediamo al posto di chi entrerà in campo. Sempre gioco fermo per rassicurarsi anche delle condizioni di Veca, che è rimasto a terra insieme a Demiere. Demiere sembra essersi ripreso del tutto, c'è Veca che rimane a terra, ne ha approfittato lo Sport Palermo per effettuare una sostituzione, perché è uscito Mina ed è entrato in campo in maglia numero 18 Barbagallo. Fuori dunque Mina e dentro Barbagallo per lo Sport Palermo. E si rialza anche Veca. E dunque vediamo se può continuare a giocare la sua partita, anche se sembra pronto ormai ad entrare in campo Messineo, che si era tolto la casacca, se l'è rimessa nuovamente, adesso se l'è ritolta, mentre appunto c'è il Gemini che in questo momento sta giocando in 10, ma sta attaccando con Colli, pallone a cercare Marrone, interviene all'ultimo Uzzo e prova ad innescare il contropiede. Crimi, pallone a cercare Monti, chiude bene la difesa del Gemini, sempre con Antona, applaudito dai suoi tifosi. Demiere, Antona, lancia a cercare Lio, pallone troppo lungo, Lio riesce comunque a controllare il pallone, poi Colli, si sposta palla, può andare alla conclusione, viene infastidito sia dai difensori sia dal suo compagno di squadra Mirko Marrone, mentre occhio al contropiede dello Sport Palermo con Carioto che innesca Crimi, il tiro cross da parte di Crimi deviato, che se il direttore di gara è di tutt'altro parere concede il rinvio dal fondo, già battuto da Demiere. Licata, Colli riesce a servire Lio, posizione regolare, avanza Lio, poi Muratore, prova ad andare al centro Muratore, facile presa per Conticelli. Conticelli, Carioto, serve ancora Crimi sull'out di destra, il cross di Crimi a cercare Monti, riesce a recuperare palla e ad allontanare Licata. Lio, poi perde il pallone Lio sull'attacco di Monforte e qui proteste da parte dei calciatori dello Sport Palermo per un mancato fischio del direttore di gara. E qui proteste
da parte dei giocatori. L'arbitro prova in qualche modo a mettere ordine. Mentre arriva in questo momento la sostituzione in casa Gemini, fuori Dunga Veca, che era peraltro ammonito, dentro Messineo, maglia numero 6. Noi siamo giunti ormai all'80° minuto della gara tra Gemini e Sports Palermo, il risultato sempre sul 2-0 in favore dei padroni di casa. È gioco che è rimasto fermo per molto tempo per via sia di un intervento irregolare nei confronti di Saluto, giocatore dello Sport Palermo, sia per le varie proteste appunto dei calciatori ospiti, mentre questa conclusione da parte di Monti sfiora l'incrocio dei pali, piccolo brivido per la porta di Demiere. Miceli lancia in avanti a cercare Marrone, deve fare sempre i conti con Di Giovanni, poi occhio al rimballo che favorisce lo Sport Palermo. Con questo lancio a cercare Mondi interviene Antona e allontana. Uzzo, Di Giovanni, un po' di difficoltà nel controllare il pallone, viene attaccato da Lio, deve intervenire Monforte, poi Uzzo, Di Giovanni nuovamente, scambia con Uzzo, pallone troppo lungo, si ripartirà dalla rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Si perde ancora un po' di tempo, viene battuto adesso la rimessa laterale, mentre c'è Messineo che riconquista palla e prova a passare in mezzo a due. Non è recuperato dallo Sport Palermo con Crimi, prova ad andare al cross, viene chiuso da Seiter. Occhio al pallone al centro, chiude la difesa, poi questo tentativo da parte del neoentrato Barbagallo che si spegne sul fondo. Demiere, Messineo, Mangiapane, va da Licata, poi questa deviazione che favorisce lo Sport Palermo. Alla fine Mangiapane prova a mettere ordine, altro pallone recuperato da Lapi, Cariotto attaccato da Colli, Monti, Crimi, il cross al centro a cercare Cariotto che prova ad agganciare il pallone, allontana la difesa del Gemini, poi altro rimpallo che favorisce Barbagallo e infine l'arbitro fischia calcio di punizione in favore dello Sport Palermo.
quando siamo al minuto 83 della gara, c'è questo calcio di punizione in favore dello Sport Palermo. Alla battuta c'è Barbagallo. Fischia l'arbitro, va Lapi, non era Barbagallo, poi occhio a Demiere che interviene con i pugni, allontana e poi spreca tutto Monforte e può ripartire il Gemini in contropiede con Lio. Adesso un 3 contro 3, avanza Lio, diventano 4, Lio serve Colli, Colli mette il cross al centro, interviene ad allontanare Di Giovanni. Mentre c'è un altro cambio nelle file del Gemini, fuori l'autore del gol, del primo gol della gara, Muratore, e dentro in maglia numero 8 Scrutato. Esce tra gli applausi del Nino Lobue, Muratore, dentro appunto Scrutato. Non cambia nulla negli schemi di gioco di mister Piero Alberto Ancona. Lio riceve da Seiter, poi nuovamente il difensore argentino mette il cross al centro, occhio a Colli che può andare alla conclusione, lascia a Mangiapane che colpisce la difesa dello Sport Palermo, poi ancora pallone in avanti, Colli può andare alla conclusione, parata in 2 tempi ma difficile, era molto angolata la conclusione di Colli. Poi Lio si disinteressa del pallone in quanto era in posizione di offside. Uzzo, Condicelli, occhio al pallone recuperato da Scrutato, ancora Scrutato, poi l'arbitro fischia calcio di punizione. Ho fischiato la rimessa laterale che il pallone era uscito. Sì, no, era calcio di punizione. Dunque per il Gemini la battuta c'è Licata. Va Licata al centro a cercare qualcuno dei saltatori della squadra di mister Piero Alberto Ancona. Colli, poi Antona, l'arbitro aveva già fischiato, il pallone è uscito. Rimessa laterale in favore dello Sport Palermo. Mangiapane allontana a cercare Marrone, poi Di Giovanni appoggia su Conticelli. Uzzo, Lapi, attaccato da 2 avversari, poi occhio al retropassaggio pericoloso di Monforte. Barbagallo, pallone in avanti, occhio, grandi giocate da parte dello Sport Palermo, grande triangolazione tra Monti, Lapi e Saluto, credo sia stato l'ultimo, poi l'azione che si perde e Gemini che riconquista palla con Colli, prova ad innescare Lio, chiude all'ultimo Saluto. Di Giovanni,
lancia a cercare Carioto, stoppa perfettamente il pallone, il numero 10 dello Sport Palermo, guadagna anche un calcio di punizione, l'arbitro che va a richiamare Antona. Ci avviciniamo sempre di più al 90° minuto e c'è il Gemini che sta per effettuare un'altra sostituzione, l'arbitro ha fermato il gioco. L'azione era peraltro già stata battuta. Tra gli applausi Mirko Marrone. È dentro in maglia numero 19 Padre Nostro. E dunque Lapi che è pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Zona insidiosa. Va alla battuta Lapi. Carioto colpisce di testa, poi allontana Mangiapane. Poi atterrato Padre Nostro, calcio di punizione per il Gemini. Mentre occhio, nervi tesi con un giocatore del Gemini che rimane a terra. Si tratta di Seiter, ha ricevuto un colpo dal numero 3 Saluto, che se si rialza immediatamente. Ancora tensioni sempre tra Saluto e Seiter, interviene anche Messineo. Mangiapane prova a fare da intermediario e mantenere la calma. L'arbitro ha fermato il gioco e ha chiamato l'intervento di qualcuno. Ha anche estratto un cartellino, credo, nei confronti di Monforte. Già siamo al 90° minuto inoltrato. Fa segno di 5 l'arbitro. 5 minuti di recupero dunque. E poi la fine tra Gemini e Sport Palermo. Occhio intanto all'ingresso in area di rigore da parte di Licata. Poi Lio attaccato da Monforte. Ancora Lio. Monforte forse con un intervento un po' ruvido. L'arbitro concede solamente il corner. Sempre il numero 21, Licata, alla battuta dei calci piazzati. Battuta il corner, pallone a cercare! Quello che sarebbe stato un gol straordinario da parte di Padre Nostro viene ammonito per gioco non pericoloso ma bensì pericolosissimo. Ha rischiato di far male seriamente a Lapi. E ha rischiato di segnare anche quello che sarebbe stato, credo, il gol dell'anno della promozione. Ed è pronto il quinto e ultimo cambio per la formazione di mister Piero Alberto Ancona. E ci sono ancora
nervi tesi tra Messineo e Crimi. Esce il capitano Mangiapane. Dentro maglia numero 5 Reina. Pure Mangiapane che ha giocato una partita di grande sacrificio dentro Reina. Padre nostro. Poi interviene Saluto, Lapi, Carioto, Di Giovanni, Uzzo, di nuovo Di Giovanni, pallone in avanti a cercare Crimi, allontana Reina, poi stoppa palla Colli, interviene Di Giovanni, ancora il possente difensore in maglia numero 5 che lotta con Colli alla meglio, il numero 3 del Gemini però commettendo fallo, calcio di punizione per lo Sport Palermo. Lo siamo ormai agli sgoccioli della gara, manca pochissimo. Uzzo prova a mettere il cross al centro, chiude bene la difesa, poi Crimi, fischia l'arbitro, calcio di punizione per il Gemini. Mentre è già passato il 95esimo minuto, praticamente finita la partita. Ci sono ancora nervi tesi, sempre Messineo e Lapi. Era rimasto a terra comunque Crimi dello Sport Palermo. L'arbitro che dice che fa recuperare il tempo perso da entrambe le squadre. Si riprende dunque, si ripartirà con Antona a cercare Lio, un po' di difficoltà nello stoppare il pallone, poi il lancio a cercare Davide Carioto, Monti, altro lancio a cercare Crimi, in anticipo Miceli, poi Crimi riesce a recuperare palla, prova a far passare Peruzzo, ma ormai è troppo tardi perché l'arbitro fischia 3 volte e vittoria per il Gemini. E ancora primo posto per la squadra di mister Piero Alberto Ancona ed è un grande risultato in vista delle prossime gare ed in vista soprattutto alla sfida di giorno 7 dicembre che si terrà allo stadio Toto Russo di Aragona. Dove appunto i giocatori di mister Piero Alberto Ancona sfideranno i padroni di casa allenati da mister Carmelo Giordano. C'è comunque di mezzo da dire la gara di prossima settimana dove proprio lo Sport Palermo affronterà l'Aragona, mentre il Gemini farà i conti con la Margheritese. Si festeggia dunque al Nino Lobue per una grande vittoria, una grande prova di forza del Gemini, che mantiene la testa della classifica a 26 punti, che mantiene ancora la porta inviolata in casa, praticamente una muraglia, il Nino Lobue per la squadra allenata da mister Piero Alberto Ancona.
E allora dal Nino Lobue è tutto. Partita termina per 2-0 tra Gemini e Sport Palermo, le reti nel primo tempo di Muratore e nel secondo tempo di Colli. Un saluto da Giulio Tasca e una buona serata.